sera si fermano per i funerali di Stato dei 3 carabinieri uccisi a Casteldazzano, minuto di silenzio nelle scuole, migliaia le esequie nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È una città blindata e commossa quella che ha salutato per l'ultima volta Valerio Daprà, Marco Pifari e Davide Bernardello, gli applausi e poi il silenzio assordante di Prato della Valle. Nell'omelia l'arcivescovo Gianfranco Saba fa riferimento all'ultima cena, al sacrificio di Gesù. Hanno servito la patria con amore e umiltà, questa è la via della conciliazione. Il ricordo dei 3 carabinieri affidato ai familiari. Davide, anima gentile, dice il papà, mentre il figlio di Valerio parla di tragedia insensata, un esempio le parole del fratello Marco. L'abbraccio del Capo dello Stato ai familiari delle vittime, la commozione della Premier Meloni, a Padova buona parte del governo e i presidenti di Camera e Senato. Lo strazio dei commilitoni presenti, anche i sopravvissuti alla strage, dovevamo esserci, per noi era la nostra famiglia, dicono, ora sono le nostre stelle, dice il comandante Luca Capogna. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque appena terminata la nostra lunga diretta per raccontarvi di questa giornata, una giornata di dolore, di lacrime per la morte dei 3 carabinieri uccisi nella strage di Casteldazzano e oggi in questa giornata di dolore nei funerali di Stato nella Basilica di Santa Giustina. Noi l'abbiamo seguita in diretta e vi lascio subito alla nostra inviata Valentina Visentin che ha seguito per noi questa giornata. Valentina, buonasera. Buonasera, alle luci del tramonto su Santa Giustina, la chiesa, la basilica che ha accolto i funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nella strage di Casteldazzano. Tutta l'Italia intera ha abbracciato il sacrificio di questi 3 militari dell'Arma dei Carabinieri, perché erano tantissime le persone qui in Prato della Valle a Padova, migliaia e migliaia, 1200 all'interno della basilica, ma idealmente tutta l'Italia oggi ha reso omaggio al sacrificio del sottotenente Marco Pifari, del maresciallo Valerio Daprà e dell'appuntato Davide Bernardello. Una giornata di grande emozione e di tanto dolore, iniziata alle 6 di questa mattina con l'apertura della Camera Ardente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e culminata con il picchetto d'onore interforze all'arrivo dei 3 feretri avvolti nel tricolore qui sul sagrato di Santa Giustina, le 3 bare avvolte dalla bandiera italiana, i cuscini con i cappelli e le sciabole dei 3 militari dell'Arma hanno lentamente sfilato fino all'interno della basilica, dove ad attenderli c'erano le massime cariche dello Stato, i loro familiari e le autorità civili e militari cittadine, tanti colleghi arrivati da tutto il Veneto. C'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha abbracciato i familiari all'interno della Basilica di Santa Giustina, c'era la Premier Giorgia Meloni visibilmente commossa, tanti ministri del suo governo, da Guido Crosetto, di cui poi sentiremo le parole, il ministro Tajani, Salvini, Piantedosi, Bernini, Nordio, Musumeci, Abodi e poi c'erano il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e quello del Senato Ignazio La Russa, ma soprattutto c'era tanta gente e tutta molto commossa, tanti gli applausi che a Padova intera ha voluto tributare ai 3 militari, l'ultimo pochi minuti fa, quando le 3 bare caricate sul carro funebre hanno lasciato il sagrato di Santa Giustina. Ma sentiamo anche le parole dell'omelia pronunciate dal cappellano militare da Monsignor Saba, che ha ufficiato l'omelia insieme al vescovo di Verona Domenico Pompili e a quello di Padova Monsignor Claudio Cipolla. Un passaggio importante sulla libertà e soprattutto sulla vittoria sul mondo e sul male che è dovuta all'amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia. Questo è il passaggio più significativo, ma sentiamo le parole. La pagina evangelica ci riporta alla casa dell'ultima cena, dove anche Gesù sperimenta la tristezza
del tradimento e della morte. Tutti sono tristi, percepiscono che qualcosa di terribile ha toccato la loro vita. Gesù sperimenta l'abisso del male e dell'iniquità, assapora il boccone amaro del serpente antico che oppose la creatura a Dio e le creature tra loro. È il mistero dell'iniquità che Gesù manifesta ai Suoi, dicendo: «Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Non nasconde il dolore lancinante. È il lamento di un uomo ferito dal suo simile, da un amico in cui confidava. Redime così il dramma dell'uomo che da amico diventa aggressore del proprio fratello. Gesù così infonde la luce dell'amore nel mistero del male. Marco, Valerio e Davide sono nelle mani di Dio e con questa Eucaristia noi li consegniamo alla loro ultima dimora terrena. Nel suo discorso d'addio Gesù indica nell'amore e nel servizio la vera vittoria, la vera gloria, il vero esito vittorioso della vita. Servire i fratelli, tutelare il bene comune, significa partecipare all'edificazione dei valori del Regno. Gesù aveva proprio ricordato ai Suoi discepoli: «Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore». Questi umili servitori, questi fedeli servitori, ora li vogliamo pensare nella casa del Padre. La vittoria sul mondo e sul male è anche l'amore di chi serve la patria, cioè il prossimo, garantendo la giustizia, il bene comune, la stabilità delle istituzioni, preposte a custodire nell'ordine e nell'armonia la comunità umana. La via della conversione diviene così la strada per una riconciliazione sociale che esige un equilibrio interiore, un'educazione alla virtù etica e spirituale della mitezza, intesa come modo di porgersi verso l'altro per non trasformare l'umana convivenza e l'agorà pubblica in un immenso mattatoio. I nostri fratelli Marco, Valerio e Davide hanno seguito la via del servizio per il bene comune. Nel loro incontro con Cristo si saranno specchiati in Lui, vedendo così che il volto bello dell'umanità sta nel servire il prossimo, nel promuovere il bene che edifica. Questa l'omelia, toccante anche il ricordo fatto dai familiari dei 3 carabinieri deceduti. Il primo a parlare è stato Freddy, papà dell'appuntato Davide Bernardello, che ha detto: il tuo sogno era quello di diventare un carabiniere di Padova e l'hai raggiunto. Poi le parole di Christian Dapprà, figlio di Valerio, del maresciallo Valerio Dapprà, che ha ricordato i valori del padre, e infine il fratello di Marco Piffari, Andrea, che ha rivolto un appello: il vostro sacrificio non sia vano, dobbiamo sempre stringerci attorno ai nostri carabinieri che in Italia e all'estero garantiscono la nostra libertà. Sentite le loro parole. Davide, non ricordo l'ultima volta che ti ho preso in braccio e non sapevo che fosse l'ultima volta. Il tempo poi è passato, sei diventato quello che più desideravi, un carabiniere d'Italia. Prendo a prestito alcune frasi sentite in questi giorni. Davide,
hai potuto realizzare uno dei tuoi più grandi amori della tua vita oltre a Marica, il tuo lavoro, diventare Carabinieri d'Italia. Ho ricevuto tantissime e meravigliose testimonianze del tuo essere persona e carabiniere. Per noi e mia moglie, tua mamma, un figlio meraviglioso e un fratello speciale per Filippo. Eri limpido, sincero, generoso e sempre pronto ad aiutare. Un tuo collega ci ha scritto: sei un'anima gentile di quelle che non si trovano più. Vola in alto, Davide, sarai sempre nei nostri cuori. Oggi sono qui non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare papà, un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all'onore. Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità. Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi. E anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all'affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa sua eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio, mantenendo viva la sua memoria. Tutto questo per rendere onore a Marco, mio fratello, Valerio e Davide. 3 carabinieri che hanno dato la vita in nome della giustizia, per senso del dovere e di appartenenza. Quello che voglio dire oggi con forza è che il loro sacrificio non sia reso vano. Faccio appello a tutti affinché episodi simili non debbano più accadere. Chiedo a tutti di stringerci ai nostri militari che operano costantemente in Italia e all'estero, rendendo le nostre vite libere, più serene e sicure. A voi carabinieri un grazie particolare per quello che fate tutti i giorni, con spirito di sacrificio vostro e delle vostre famiglie. Ancora una volta in questi giorni avete dato dimostrazioni importanti anche a noi familiari. La vostra partecipazione, la vostra forza di corpo e di grande famiglia. Grazie a mio fratello ne faccio parte anch'io, ora più di prima. Spogliati della vostra vita terrena, un particolare riconoscimento va a Marco, Valerio e Davide. Il vostro ricordo e il vostro esempio e il vostro sacrificio sarà sempre vivo nei nostri cuori. A nome del governo ha parlato il ministro della difesa Guido Crosetto, visibilmente emozionato. I vostri nomi rimarranno scolpiti nella roccia, ha detto. Sentite le sue parole. L'Italia è qua e si raccoglie in un profondo dolore. In omaggio a 3 uomini, oggi tutti i carabinieri d'Italia siano qua con la mente. Siano qua vicino a voi, quelli che sono in Italia, quelli che sono all'estero. E a nome loro voglio abbracciarvi e dirvi grazie. Il nome dei giusti, di chi è morto per la patria, è scritto nella roccia della memoria della Repubblica e viene onorato, ricordato. E state tranquilli. Le forze armate sono il custode di quella memoria e tra molti anni
quando nessuno di noi sarà presente, ci sarà lo Stato. E quando verranno detti i nomi dei vostri figli, dei vostri fratelli, dei vostri padri, ci sarà una persona che risponderà per loro presente. Valentina, abbiamo visto anche che erano presenti molti dei militari feriti in quella tragedia. Esattamente, chi in carrozzina, chi con il volto bendato, le mani fasciate, i segni di quella drammatica notte nei loro volti e soprattutto il dolore per aver perso 3 colleghi. Le loro parole sono state poche ma strazianti, quelle che abbiamo raccolto nel ricordo non solo di quella notte ma di come del sacrificio che di cui hanno preso parte i 3 carabinieri che sono morti. Sentiamo anche le parole appunto di chi era con loro e che sta riportando ancora i segni di quella tragedia. Vediamo dunque il servizio. Inizio. Oggi davvero, per me è il giorno del silenzio e del dolore oggi. Vi prego per onorare anche i colleghi che non ci sono più e tutti quelli che si sono fatti male. Oggi non mi sento di parlare, scusate, delle SOS del 4° battaglione Mestre. Marco Pifferi. Sì. Il tuo comandante? Sì, il mio comandante. Lei fa parte del SOS, ci può regalare un ricordo di Marco Pifferi? Era un grande uomo, un grande comandante, metteva prima i suoi ragazzi al primo posto e poi la sua vita privata. Le ultime parole che vi siete scambiati prima quando siete entrati nella casa martedì notte? È meglio che non lo sappiate. Per fortuna sono qui solo con una frattura che oggi nemmeno ci penso. Oggi il pensiero va ad altri, a loro. In un momento insomma così difficile hai voluto essere qui oggi? Assolutamente. Ero ricoverato ma sono venuto comunque. Oggi salutiamo per l'ultima volta. Perdonate un pochettino l'emozione, ma Valerio e Davide erano i miei ragazzi e ecco, ci mancheranno due fari che ci illuminavano, le stelle più belle, ecco, come se fossero 2 figli. E adesso noi dobbiamo ripartire perché dobbiamo farlo anche per loro e quindi noi da domani ripartiamo. Valerio D'Apra era un uomo di grande esperienza. Valerio è il decano, è il padre, era l'istruttore, quindi se non andava qualcosa si andava subito da Valerio e Valerio ci rimetteva in riga ma sempre col sorriso ed ecco, lo voglio ricordare un pochettino così, col sorriso. Invece Davide è tra i più giovani. Davide era un fratellone, anche se io ero il comandante, quindi ecco un po' di distacco, ma era il fratellone. E mai entrambi erano 2 stelle. 7 anni ci ha fatto. Ho condiviso 7 anni di un rapporto fianco a fianco in una stazione dei Carabinieri nel Veronese. Con chi era? Con Davide Bernardello. Che la sua più grande virtù era la lealtà, una persona veramente preparatissima, elegantissima, rispettabilissima. Non sono frasi di circostanza, la verità. Il più anziano dei luogotenenti io lo conoscevo molto ma molto bene, per cui ero comandante di Verona, mi ricordo molto bene il suo operato e sono venuto ad onorare la sua memoria. L'Arma è formata per questo, per essere sempre presenti nel bene e nel male. In questo caso è una tragedia. Solidarietà agli appartenenti dell'Arma e ai defunti, insomma, ai familiari. Voi siete carabinieri? No, io sono della Polizia di Stato, un ex appartenente, ma conoscevo uno dei deceduti e vengo qua volentieri e con il cuore in mano. Sì, è una tragedia che ha colpito tutti. Sì, fortemente tutti, polizia, carabinieri, ma soprattutto genitori, moglie e figli, quindi un abbraccio forte veramente a tutti, veramente.
E con queste testimonianze e queste parole chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. A me non rimane che salutarvi. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata.